È nel nostro DNA l'intento, l'obiettivo, il compito che portiamo con noi di fare banca, quindi prestare e raccogliere denari, ma anche interagire con il territorio. Il territorio è fatto da tanti soggetti, i giovani sono una espressione fondamentale, importantissima per il territorio, rappresentano quello che sarà in futuro il territorio. Allora dare a loro l'opportunità di capire, di toccare con mano come funziona un'istituzione bancaria è un modo per suscitare in loro curiosità, interesse e anche per cominciare quella sana e importantissima disciplina di rapporto equilibrato con il denaro. Si è parlato anche di investimenti, azioni, obbligazioni, concentrandoci molto anche sull'aspetto della responsabilità e della sostenibilità. In questo senso l'educazione finanziaria può essere anche una forma di prevenzione? Certo, io sono convinto di questo e le svelerò anche il segreto che io, come loro, quando ero alle superiori ho cominciato un percorso di educazione finanziaria. Da lì con un gruppo di giovani abbiamo cominciato assieme a un educatore finanziario a in primis formarci e poi andare nelle scuole medie prima e adesso nelle scuole superiori a sensibilizzare i ragazzi in quelle che sono le tematiche dell'educazione finanziaria che ritengo essere fondamentale. Quindi per fortuna che adesso l'educazione finanziaria rientra anche nel modulo di educazione civica e quindi entra a gamba tesa nelle scuole e quindi i ragazzi riescono poi dopo a far fronte a qualsiasi tipo di tematica nell'ambito e quindi a sapersi comportare nel modo opportuno in un mondo appunto che è continuamente bersagliato da innovazioni in questo ambito. Secondo lei il mondo del credito cooperativo si presta particolarmente, diciamo, a questa convergenza tra formazione, attenzione per i giovani e mondo bancario, oppure invece no? No, sono convinto di sì e la risposta è questa giornata, nel senso che grazie a loro e grazie a questo sistema insomma i ragazzi hanno la possibilità, hanno l'opportunità di tastare con mano quelli che sono i temi che ci siamo appena detti e quindi questa è già un grande biglietto da visita che questa realtà offre ai giovani, alle scuole e a tutti noi. Cosa ti è piaciuto di più di questa mattinata nella Banca Veneto Centrale, tra i vari interventi? Sicuramente questa mattinata per me è sicuramente molto interessante perché ho sempre pensato che il conoscere la parte finanziaria e come funziona una banca per noi giovani è molto importante perché poi quando andremo a vivere da soli o comunque quando entreremo in questo mondo, avere una formazione prima, diciamo, è per me importante e quindi essere qui e, diciamo, imparare sotto questo aspetto per me, appunto, sì, mi fa piacere, ecco. Io comunque ho 18 anni, quindi mi ero un po' informato anche perché adesso avendomi aperto un conto, avendo una carta di debito, così, un bancomat mi ero un po' informato, però la maggior parte delle cose le ho scoperte adesso e devo dire che sì, mi ha fatto piacere. Noi abbiamo fatto diversi incontri anche con il nostro professore di matematica, sempre in ambito finanziario. Di certo abbiamo scoperto nuovi termini, poi noi magari non tutti sono stati in banca o comunque non sono state per le stanze della banca in una stanza del genere di comunque una nota importanza. Ci sono state diverse esposizioni che ci hanno appunto insegnato nuovi termini o magari anche riguardo le criptovalute, cose che noi non sapevamo, che sono cose fondamentali.